soltanto chitarra e voce, almeno diciamo io ascoltarlo soltanto diciamo su YouTube mi sono emozionato. Vediamo dal vivo che cosa mi succederà, se mi scappa una lacrima è anche un po' l'età, ma io direi comunque facciamogli un applauso, signore e signori, Fusaro. Grazie. Ma c'era ancora caldo sulla fronte ed una piega dei capelli sulla nuca. Non è ancora consapevole di quanto sia minata la sua strada. Un somaro e la sua calcolatrice, sulle spalle una carretta ed il suo pane. Non è ancora così lucido da prendere di petto quella trave. Su un binario che divide le cartine, congiunge le foreste con il letto della terra. Si fa in un attimo, si fa in un attimo. Le sue bende e quei pesanti paraocchi riposti a terra con un calcio via di qui. Non è poi così confuso come può sembrare dal sorriso. Una boccata d'aria fuori dalla sua trincea, scavata in fondo con le mani e l'immaginazione. È quasi folle, forse è l'unico rimedio, immaginarsi via di qui, via di qui. Su un binario che divide le cartine, congiunge le foreste con il letto della terra, e ad ogni singola fermata il tempo di un rifornimento. Ubriaco di quell'aria riscopre il mondo. Si fa in un attimo, si fa in un attimo, si fa in un attimo. Grazie. Grazie mille. Bravissimo, bravissimo. Fusaro, questo come si intitolava questo brano? Questo era Il treno fischia ancora. Il treno fischia Esatto. ancora, che credo ci sia anche una versione su YouTube Esatto, disponibile. sì. Ed è il primo brano dell'EP, il primo EP. Del primo EP. Adesso che cosa ci fai ascoltare? 28 dicembre si chiama. 28 dicembre, una data particolare perché... Sì, è una storia particolare. Storia particolare che Racconto ascoltiamo che la canzone non dobbiamo rovinare, chiaramente come in un giallo il finale. Signore e signori, questo è 28 dicembre, Fusaro qui al Salotto. Tra le ciglia di un cielo in tempesta ce n'è uno che brilla di più, e mentre cade finché tocca terra
resta il lampo più bello che ho. Tornerò ancora qui tutti gli anni, finché giorni da vivere avrò. Marilisa, chi può biasimarti? Sono stupido io e non cambierò. Sono stupido io maldestro piromane brucio e sono il solito io, quello duro di testa e rimango soltanto uno stupido io. Io maldestro piromane brucio ogni cosa che ho, Dio mio. Un intero attimo di beatitudine, Dio mio. Un intero attimo di beatitudine. Sembra tutto più calmo qui in alto, dove l'angelo d'oro morì. Marilisa, sei solo un ricordo, ma sono stupido io e non ti scorderò. Sono stupido io maldestro piromane brucio e sono il solito io, quello duro di testa rimango soltanto uno stupido io. Io maldestro piromane brucio ogni cosa che ho, Dio mio. Un intero attimo di beatitudine, Dio mio. Un intero attimo di beatitudine. Sono stupido io maldestro piromane brucio e sono stupido io maldestro piromane brucio e sono stupido io maldestro piromane brucio ogni cosa che ho, Dio mio. Un intero attimo di beatitudine, Dio mio. Un intero attimo di beatitudine. Sono stupido io che sogno la vita e poi vivo i ricordi che ho. Grazie. Grazie mille. Bravo Fusaro. Tra l'altro io, siccome noi andremo anche in radio, adesso registriamo tutto, oltre ad essere in stream andremo in radio su Radio Flash, poi saremo su Radio Città Futura a Roma, ci ascolteranno. Tu sei giovanissimo, perché io non ho modo di vederti, sveliamo questa cosa d'età, che quanti anni hai tu? 20, che bello, avere 20 anni, proprio quella roba lì. Allora, so che hai, diciamo, realizzato un EP, è uscito a giugno, ma chiaramente stai elaborando nuove canzoni, sei in una fase, come dire, caldissima. Hai anche avuto un incontro con, diciamo, dei tutor, se posso usare questo termine un po' particolare, perché hai avuto modo di arrangiare un tuo brano con Ale Bavo e qualcuno dei ministri, adesso sai quei nomi, faccio tutto un riassunto. Chissà che cosa succederà per questo tuo prossimo EP, stai pensando a collaborazioni o vai dritto per la tua strada?
Mi sa che questa volta vado. Per adesso scrivo. Per adesso scrivi, che fai bene e che ti viene bene. Allora senti, con che canzone vuoi salutare il pubblico del salotto, sperando che sia un arrivederci, che tu ci venga a trovare molto presto con altri brani nuovi. Ogni settimana. E allora è un impegno che facciamo, adesso magari non ogni settimana, ma un impegno a ritornare. No, dico anche per te che dopo un po' ti romperai sicuramente le scatole, quindi diciamo un impegno, però vogliamo risentirti qua presto, diciamo questa primavera, e facciamoglielo un applauso, così si sente che è un impegno. Non è che sono il pazzerello di Mao, anche perché, come dire, ti meriti tutto il nostro appoggio. Mi sono perso però qual era l'ultimo pezzo, come si intitola? Il mare di Malta. Il mare? Malta, di Malta. Quello che la croce proprio di Malta. Va bene, Fusaro, il mare di Malta, qui al Salotto. Immaginati sola, seduta su uno scoglio bianco, la schiuma che ti sfiora, intanto ti tremano le ossa, il caldo forse non ti basta. Il cuore in piazza della sua protesta, ripetimelo ancora, qui tutto è come in una cartolina, ma come ho immaginato prima, sognare costa. Il mare di Malta ti porterà via, e tra le tue labbra di sale un bicchiere da Dio. Il mare di Malta ti porterà via, via. Semplicemente donna, fatale per definizione. Tra le mie dita la sua testa, le foglie d'oro appese sui muri al sole delle case, mosaici di promesse da subire ed amar la costa. Il mare di Malta ti porterà via, e tra le tue labbra di sale un bicchiere da Dio. Il mare di Malta, il mare di Malta, il mare di Malta, il mare di Malta. E nel mio cervello sferico ho trovato un angolo in cui raccontarti tutto. E nel mio cervello sferico ho trovato un angolo in cui raccontarti tutto. Tutto. Grazie. Grazie a Fusaro, un grosso in bocca al lupo, e speriamo veramente ti aspettiamo qui molto presto.